Gentili telespettatori, ben trovati dalla redazione di TPN Veneto. Adesso il primo servizio di oggi. Armando Dreon, che fu candidato sindaco per la lista civica Forza Porto, ha assistito al Consiglio Comunale di Portogruaro dell'altra sera, l'unico di questa legislatura. Che impressione ha avuto lei? Abbiamo assistito a un misero finale di una squallida vicenda. Questo comune è stato praticamente senza amministrazione dalle passate elezioni del mese di giugno, in quanto il sindaco Bertoncello, che non aveva la maggioranza in consiglio comunale, non voleva dimettersi per il bene del comune, ha detto, forse confondendo un po' i beni. E il candidato Tabaro, forse aspettandosi qualche risultato da queste elezioni che hanno di fatto bloccato questo comune, ha aspettato fin troppo tempo prima di dare ordini ai suoi di dimettersi in maniera che il commissario possa venire qui a Portogruaro. Ecco, ma secondo lei l'arrivo del commissario può in qualche modo, come ha detto anche Tabaro, scoprire le carte del governo degli ultimi 20 anni di Portogruaro? Può far luce su alcuni fatti, secondo lei? Il commissario prefettizio è un alto funzionario, un funzionario di Stato, quindi apolitico, indipendente. Spero che si faccia chiarezza attraverso lui e i suoi poteri su tutte le presunte anomalie che sono avvenute in questo comune, specialmente negli ultimi anni. Era questa la nostra ultima notizia dalla redazione di TPN Veneto. Io vi saluto e vi lascio al break.